Adesso col Milan, con entusiasmo ce la facciamo? Con volontà e entusiasmo ce la faremo pure questa volta. Forza Napoli sempre! Grazie ragazzi, buon rientro, grazie. Vediamo un po', se qualcuno vuole essere disturbato. Vieni. Com'è andata? È partita un po' sofferta, però alla fine siamo riusciti a portare i 3 punti. Questo è l'importante. Chi è stato il migliore in campo oggi? Vabbè, non c'è stato secondo me uno. Tutta la squadra, tutta sommata, ha giocato abbastanza bene, si è difesa, abbiamo portato a casa questi 3 punti importanti. 3 punti fondamentali. Sì. Adesso domani cosa aspettiamo da Inter-Juve? Cosa sarebbe meglio? Un pareggio. Un bel pareggio per prendere quanti più punti possibili. Sì. È un Napoli che davvero può lottare per lo scudetto. Sì, secondo me sì, perché insieme appunto Inter. Anche da queste partite si capisce. Sì, da queste partite, perché appunto da queste vittorie dobbiamo soffermarci su questo primo posto. Ragazzi, grazie, buon rientro, Grazie anche a voi. Com'è andata? Anche oggi? se è stata una partita molto sofferta, ma l'importante è il risultato, vincere per sperare per andare avanti, quindi così bisogna continuare. Era una partita trappola, non era facile oggi. Sì, perché comunque loro dovevano cercare di fare punti per far salvare il proprio allenatore, ma a noi non importa, bisogna vincere anche 1-0 e portare il risultato a casa per sperare il quarto scudetto. Forza Napoli! Adesso domani cosa speriamo in Inter-Juve? Un pareggio che le tenga Certamente, lontano? un pareggio che ci possa far prendere punti di vantaggio, e la speranza è quella di andare a vincere a Milano. Speriamo ragazzi, buon rientro. Forza Napoli! Grazie. Chi è stato il migliore in campo? Secondo me il migliore in campo è stato David Neres, soprattutto per la sua prestazione. Non avrà fatto gol, però rimarrà sempre un grandissimo giocatore, tralasciando il risultato. Bellissima partita, posso dire anche l'arbitraggio un po' scandaloso. Tra l'altro abbiamo uno dei protagonisti di tutte le partite. Sei finito anche sul TikTok di DAZN, perché ci mostri questi bellissimi cartelloni ogni partita. Napoli capolista. Domani dobbiamo sperare un pareggio. Sicuramente, ma qualsiasi risultato, ma con Conte non abbiamo frontiere. Mi fai vedere il più bello di stasera, quello che stasera proprio ci ha fatto impazzire. Vico e Wenz ci crede. Calmi, siamo ancora al 30% della nostra forza, bellissimo. E, insomma, stasera anche un 1-0 l'importante era. L'importante è vincere. Grazie. E adesso col Milan? Il Milan penso che abbiamo un buon. Il Napoli non fa paura in questo momento. Secondo a nessuno il Napoli. Grazie, buon rientro, grazie. E poi un altro che era partito non benissimo, ma nel secondo tempo grande prestazione è McTominay. Sì. Ma per me ha giocato bene in tutti e 2 i tempi. Diciamo che il migliore in campo è stato Anghissà. È stato Anghissà per me il migliore in campo. Un giocatore che da quando all'epoca di Conte è cambiato completamente il registro della squadra, lo fa in ottimo modo. Speriamo avanti ragazzi, così andiamo avanti e forza Napoli sempre. Lukaku non ha segnato però? Lukaku è il perno principale della squadra. Effettivamente non segna, ma da spirito alla squadra uno così ci serviva. Dai, forza ragazzi. Grazie ragazzi, buon rientro. Buon Napoli. Che brutta partita, che bruttissima partita, ma abbiamo vinto, l'importante era vincere. Non si capisce se è stato perché il Napoli ha giocato male oppure perché il Lecce ha giocato troppo bene, quindi, ma non penso onestamente, anche perché poi tante partite poi siamo un po' tutti stanchi in un certo senso. A Milano prenderemo un aereo, andremo martedì, non ci sarai tu, ci sarà Marco. Ci sarà Marco, quindi tu sei più informato di vabbè, noi. me l'ha detto su WhatsApp, e quindi se dovesse giocare così però la vedo brutta, la vedo brutta. Chi ti è piaciuto di più oggi? Nessuno proprio. Non salvi nessuno. È piaciuto solo Kvaratskhelia appena entrato, i primi 7 secondi. Lukaku in quel rilancio doveva tirare in porta senza fermarsi e passarla al centro, ma assolutamente ragazzi è troppo lento. Deve fare tanto allenamento in più. Grazie Paolo, ci vediamo a Milano, grazie. Ragazzi, io da voi voglio un bel coro, dobbiamo esaltarci un po' dopo la vai. Ha fatto più gol di Lorenzo che Kvaratskhelia. Ma me la fate un bel coro, dai. Gasiamoci un po' dopo. È vero che abbiamo vinto 1-0, ma ci voleva, quello che voleva. Forza Napoli! Forza Napoli, grandi ragazzi, forza! Ragazzi, chi vi è piaciuto di più oggi? Come fa? Dai, intoniamolo. Napoli torna campione. Chi vi è piaciuto di più oggi?
Lukaku è un armadio letteralmente, non corre. E poi Neres, un bel giocatore, dribbla e tutto, poteva tirare più volte però non l'ha fatto. Adesso col Milan. Dura. Sarà dura però? Ottimisti? Sì, sicuramente ci porteremo comunque 3 punti. Domani sera in cosa speriamo? Un bel pareggio Inter-Juve, qual è il risultato che più... Un pareggio va bene. Dimmi. Allora, la partita di oggi Guarda lì. Allora, la partita di oggi bella, c'era bella, forse non troppo. Però allora sul fallo di mano, quel presunto fallo di mano, per me là doveva dare rigore. Poi sul fallo su Politano, vabbè, era in velocità, poi vabbè, io che stavo in curva B, dall'altra parte non vedevo bene, quindi praticamente... Però il Napoli le sue occasioni le ha create. Vabbè sì, ma appunto potevamo anche vincere con più gol. Però vabbè, comunque da quando è andato Kvara è cambiata la partita. Chi vi è piaciuto di più? Per me è stato il lato difensivo di Lorenzo, ha dato l'anima, ha fatto il gol della vittoria e in più... Ne ha fatti 2. Ne ha fatto 2, ce ne ha dato 1. Forza Napoli! Grazie. Is it possible to speak American? Yeah. What's your name? Antonio, sono italiano. È lui un po' scemo. è lui che fa il simpatico. Com'è andata? Chi è stato il migliore in campo oggi? In realtà secondo me è stata una brutta partita, però l'importante sono i 3 punti, dobbiamo avere testa a Milano. Guarda, al netto della brutta partita, il Napoli quelle 4-5 palle gol le ha create. Sporche, molto sporche. Un po' sporche, però l'importante era vincere. Ok. Adesso Milan-Napoli. Lì dobbiamo essere... È dura? Sì, È dura. Però potrebbe essere veramente il crocevia della stagione. Questo sì. Cioè se vinci lì a 25, sperando che insomma una delle due domani o cada un bel pareggio. Sarebbe ottimo. Comunque sarà un successo domani, a prescindere. Grazie mille. Grazie. L'avevo anticipato, non so se... Devo dire che anche io avevo un po' catechizzato tutti nel dire occhio che secondo me 4-1, 3-0, occhio che oggi non è facilissimo. Ragazzi, io non sono molto critico, hai detto una cosa importantissima, abbiamo creato tanto, ma su quella fascia oggi in Gonce, primo tempo, con quell'ammonizione pure ci ha messo un po' in difficoltà. È vero. Anche perché l'ha presa praticamente subito, anche se posso dirti la verità, almeno la percezione dallo stadio che l'ammonizione era un po' generosa. Diciamo che l'arbitro non è una vera ripartenza quella lì, dai. Io la concludo così, con una frecciatina, perché questo popolo è grandissimo. Io vivo al nord, ragazzi. Mi sa che oggi quest'arbitro l'hanno mandato un po' da Roma in su, perché ci sembrava che erano troppe decisioni a favore del Lecce. Però una cosa, qualche turnover, anche qualcosina in meno. Ok. E vi dico una cosa, ora 4 partite che diranno tanto, 7 punti e io mi auguro di incontrarti fuori la tribuna di San Siro, ma non con il Milan, con Inter Napoli, perché se non perdiamo il Napoli sarà molto ma molto duro a prenderci. Sognare non costa niente, sempre con i piedi saldati per terra. Forza Napoli. Posso chiederti, c'è la stessa consapevolezza di 2 anni fa o ancora di più? Cioè, perché questo Napoli 2 anni fa noi dicevamo non è abituato a reggere il fatto di stare lassù. Adesso quell'abitudine nei senatori di questa rosa c'è. Guarda, mi hai fatto una domanda che mi emoziona. Io te l'ho detto anche la settimana scorsa, scusami. Napoli deve essere come Madrid, questa città, questo popolo, per la sua storia è talmente grande che ora non ce ne stiamo accorgendo. Questo è un anno che ci può gettare le basi per altri 2 anni di Antonio Conte, dove dobbiamo risentire quella musica, far sentire dentro le scintille ed emozionarci. Sono tutte vittorie sofferte, ma sono quelle vittorie sofferte che vengono dal lavoro di Di Maro, dove ero presente, e di Castel di Sangro, dove questi giocatori sputavano tanto sudore. E chi lavora... queste 2 parole, grazie. E chi lavora la vince sempre, quindi facciamo sognare questa città e a questi giovani. Chi è stato il più bello, il migliore in campo? Grazie. Chi è stato il migliore in campo? Vieni qua. Vitto, abbassiamo un po' su di loro. Chi è stato il migliore in campo per voi? Lo chiedo un po' a tutti. Secondo me Neres. Neres, secondo te?
Per me, secondo me, è stato il migliore Neres Lukaku perché ha fatto si è sbloccato. Non ha segnato, però non ha segnato, però ha giocato per la squadra, ha giocato bene, però si poteva impegnare, però si è sbloccato, ha cercato. Ovviamente lui non gioca da un anno perché si deve mettere in forma, quindi è normale che. Ma finché vinciamo va tutto bene. Sì, ovviamente. Migliore in campo per voi, venite più avanti se no non vi vedono. Neres Anghissà. Neres e Anghissà. McTominay e Neres. Ci sta. Voglio sapere da voi, adesso domani c'è Inter-Juve, un bel pareggio, così prendiamo punti su tutti e due? Sì, Ci sta. Adesso Milan-Napoli fiduciosi? È tosta. Ma lo dite un Forza Napoli fortissimo al mio 3, 1, 2, 3, vai! Grazie. Certo. Volevo salutare mio nonno che mi sta guardando, ciao nonno. Lo salutiamo. Rosate, allora? È un piccolo riassunto della situazione. Io vorrei fare una di 4 partite così, ma le vorrei vincere tutto, vabbè. È un'eresia, vabbè. Amma fatica, ci sta ancora amma fatica. Lukaku si andano poco, togliere un po' di grassetto, perché comunque, che devo dire, dobbiamo essere leggermente più veloci sulle fasce e centralmente magari di non andare troppo all'arrembaggio e scroprirci dietro. Infatti Conte lo dice, non scendete dietro, qualcuno è sceso e abbiamo pigliato una ripartenza. Vabbè, ma non fa niente, voglio vincere stati partiti come abbiamo vinto questo, pur non giocando tanto bene, ma non ce ne importa, perché la Coppa dei Campioni ha già faremo. Forza Napoli sempre! Auguri a tutti! Grazie. Ciao. Un'ultima cosa prima che vai via. L'anno scorso Anghissà era un po' quello che non ti faceva impazzire. Quest'anno lo vedo meglio. Perché ci ho tagliato un po' i capelli. Hai tagliato un po' i capelli? Sì, perché quei capelli lunghi lo fanno appesantire e non lo fanno saltare bene. Allora io l'ho spuntati un po' perché faccio il parrucchiere da 70 anni. Lo so. E quindi ho detto questo. Hai fatto il doppio taglio. La pecca è proprio questa, tagliarci i capelli ad Anghissà. Se si taglia ancora più corto può essere che va ancora meglio. Anghissà, ha già tagliato i capelli. Grazie. Allora, stavate aspettando da un po'. Che partita è stata? Anche 1-0 va bene così. Sì, io voglio dire solo che sembra che in questa ultima settimana soprattutto a Napoli c'è un problema con i televisori, sono tutti al contrario, sembra che a Napoli siamo ultimi, c'è un clima veramente funereo. Un tifoso prima ha detto non mi è piaciuto nessuno. Allora, qua c'è una discussione in atto tra giochisti, risultatisti, una cosa molto semplice. La filosofia di Antonio Conte è una dichiarazione di guerra ed è che pretende un unico risultato, la vittoria, e noi ce la portiamo a casa, fieno in cascina, punto dopo punto. E oggi una vittoria vale 6 punti contro il Lecce e contro la Lega Serie A. Ma guarda, io approfitto del tuo discorso perché con me sfondi una porta aperta. Quest'estate il Napoli aveva la possibilità di prendere un allenatore da campo, come dice qualcuno, gli italiano, eccetera, oppure prendere uno che metteva tutti spalle al muro e diceva quello che avete fatto l'anno scorso ma non lo voglio vedere neanche lontanamente. Il Napoli ha perseguito quella strada prendendo un vincente perché c'è poco da fare. I tifosi, alcuni tifosi del Napoli probabilmente non ricordano gli Antonio Conte vincenti, perché Antonio Conte è questo, cioè Antonio Conte è uno che fa reggere la squadra così, anche calciatori che l'anno scorso non avrebbero fatto un'altra rincorsa all'indietro, anche in mediano, no? Vediamo Anghissà fare dei recuperi o McTominay l'ha fatto oggi nel finale, che magari nelle loro caratteristiche neanche ce l'hanno, ma per questo allenatore darebbero tutto. E faccio un esempio, Empoli e Como, io credo che nello spogliatoio le ha rivoltati come calzini, quindi la gente probabilmente non ha ancora capito, forse anche oggi, ma la gente probabilmente non ha ancora capito che tipo di allenatore è arrivato. Noi dobbiamo chiamarlo non Antonio Conte ma Antonio Contre perché sono sempre 3 i punti che lui porta a casa e sicuramente lui è uno che ha portato una leadership tecnica, carismatica e i giocatori lo seguono. Ci sono tanti calciatori che vorrebbero venire a Napoli grazie a Antonio Conte. Mettere in dubbio Antonio Conte è follia pura, è assurdo, è un allenatore vincente e aggiungo una cosa, sì. Oggi un altro 1-0, ma tutto il resto è aria fritta. Come ha detto Antonio Conte in conferenza. Allora io faccio una caricatura, ok? Sì. E con un Lukaku del genere non possiamo vincere lo scudetto, e con un gioco del genere non possiamo vincere lo scudetto, e con un Politano terzino non possiamo vincere lo scudetto.
Signori, metteteci un po' la testa, noi abbiamo fatto tanti anni di bel gioco e non abbiamo vinto niente. Oggi noi abbiamo un carattere, un'anima e soprattutto abbiamo un allenatore come Antonio Conte, quindi basta i soloni, io li chiamo così. I soloni sono un po' di giornalisti di Napoli che poi trovano un hype nei tifosi e siamo sempre tristi, Siamo primi in classifica, cazzo! Milan-Napoli. Ricordo che abbiamo il Milan adesso e possiamo lottare per vincere, anche perché abbiamo una squadra molto fisica a differenza degli altri anni dove soffrivamo i calci d'angolo, le ripartenze. Quest'anno noi siamo i punti forti sui calci d'angolo, come McTominay non è uscito, lui è rimasto in campo, ha colpito di testa sul gol del calcio d'angolo di Di Lorenzo. Importantissima la fisicità del Napoli. Grazie mille. Venite, come vi chiamate? Simone? Maria Francesca. Maria Francesca, chi ti è piaciuto di più oggi? Di Lorenzo. Di Lorenzo, ha fatto gol, ne aveva fatto anche un altro. Chi ti è piaciuto di più? Di Lorenzo ha giocato molto bene, però Neres e Lukaku hanno una grande forma fisica. È vero, Lukaku ha sbagliato un gol sotto porta, però è sempre più coinvolto nella manovra. Sì. Poi quando gli metti una palla davanti alla porta segna quello, bam. Adesso Milan-Napoli. Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Sì, è difficile anche perché il Milan è partito molto male, perdendo le prime tre, però penso che si sta riprendendo e noi dobbiamo stare molto attenti anche ai suoi giocatori perché hanno qualità e hanno avuto sicuramente anni migliori del Napoli, però anche il Napoli ha fatto molto bene. Lucidissima la tua lettura, me lo dite un forza Napoli fortissimo al mio 3, 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie mille, buon rientro. Ciao. Vieni anche tu, ormai sei un abitué, mi fai la tua analisi di questa partita? Innanzitutto buonasera dal vecchio saggio. Allora, il migliore in campo per me è stato Di Lorenzo, non solo perché ha fatto gol, ma anche perché sa difendere molto bene e ha fatto gol e soprattutto è come se fosse un attaccante in più Di Lorenzo, quindi ci dà proprio grandi garanzie. Poi Lukaku, anche se non ha segnato, entra sempre più nel vivo del progetto di Antonio Conte, quindi sta facendo molto bene. E quindi... Cosa rispondiamo a quelli che dicono sì, ma il Napoli di Conte non gioca molto bene? Posso dire che le altre squadre, come ad esempio Juve, Milan e Inter, non mi sembra che giochino così bene. Infatti, e poi contro le squadre contro cui il Napoli ha vinto, loro hanno perso, quindi non possono dire che il Napoli ha avuto un calendario facile, è vero? E gliel'hai buttata così, bravissimo. Se volete seguitemi su TikTok. Chi ti è piaciuto di più di oggi? Politano pure mi è piaciuto, pure Politano. Devono seguire, come si chiama il tuo canale? Vecchio Saggio. Assolutamente, seguitelo. Grazie sempre. Chi ti è piaciuto di più oggi? Oggi mi è piaciuto anche a me Di Lorenzo perché ha fatto 2 gol, però quello era è come se forse che era 2 gol. È vero, perché poi è stato annullato per pochissimo, era poco più avanti del portiere. Lo dice un Forza Napoli fortissimo. Forza Napoli! Grazie. Allora è partita. L'avevamo detto. Come ho detto all'inizio quando ci siamo visti, quando sono arrivato. L'avevamo detto. Partita confusa, no? Perché questa partita squadra. Partita tosta perché è vero che hanno perso 6-0, però hai visto qua come hanno giocato tutti dopo un 6-0 ci sta vabbè, ma comunque hanno giocato tutte 11 là dietro. Il Napoli è stata una partita un po' confusa, però diciamo che anche un po' l'arbitraggio si è messo anche un po' l'arbitraggio, non è che voglio perché abbiamo avuto il rigore a Empoli non voglio ritardare l'arbitraggio, quella è la conseguenza di quel rigore. L'importante è vincere come la conseguenza di quel rigore questo qua, perché 2 rigori almeno c'erano. Il gol di Lorenzo era gol, secondo me non era fuori gioco.
E quindi Era di poco oltre. vabbè, comunque dai. Comunque l'importante Senti, domani c'è Inter-Juve. Aspetta, come ha detto l'amico, l'importante è vincere. Abbiamo vinto, stanno già sempre 1-0 e i campionati si vincono sempre pure anche così, no? Sempre così, forza Napoli! Forza Napoli sempre. Domani domani Inter quelli là? No, non mi riesce la parola. Non ti esce. Non colorati. Come deve finire? Come deve finire? Ma come finisce? Il Napoli deve pensare solo a Napoli e basta. Pensiamo solo a Napoli. Loro se vedranno di loro, sono fatti loro. Un bel pareggio però andrebbe bene, dai. Ti ringrazio. Grazie Adesso a Milano ci sarai? Non lo so, voglio vedere un po'. Vedi un po' che partita sarà. C'è fiducia comunque. C'è fiducia sì, perché a Milano il Milano gioca, allora quando le squadre avversarie giocano, il Napoli ha più spazio con i suoi attaccanti, sia con Neres che oggi è stato un po' incampugliato, sia con Kvara. E quindi vabbè, comunque la panchina ce l'ha, c'ha dei calciatori adatti per giocare, ecco. Secondo me forza Napoli sempre. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Che partita è stata? Chi ti è piaciuto di più? È una partita sudata dai calciatori e una partita da Conte. Soprattutto da noi tifosi anche sugli spalti, è stata un'ansia assurda, quel gol sembrava non arrivare mai, poi gli ultimi minuti Lecce che ha avuto qualche occasione, però il risultato secondo me è un po' bugiardo, perché il Napoli ha avuto più di qualche occasione e il migliore in campo per me è stato il capitano, perché oltre che ne ha fatti 2, uno ci hanno tolto, però ha dato grande appoggio sia alla manovra e anche in fase difensiva, ha salvato quell'azione, non mi ricordo, sul finale, che ci ha evitato un gol quasi fatto secondo me. È vero, Di Lorenzo sta facendo un'ottima stagione e se ne parla poco per tutto quello che è accaduto, ma sta facendo anche lui un'ottima stagione. Poi il mitico Antonio Conte che fuori sembra quasi in campo. Mamma mia, a volte sembra quasi è il 12esimo, anche con i giornalisti. Oggi mica ha detto che la partita era vinta, ha detto ragazzi state attenti che la partita non è già scritta, infatti ed era così. Ogni volta che apre bocca dice qualcosa di vero, infatti non si può parlare di turnover, perché qua chiunque ce la fa sudare, ma a noi va benissimo così, te la firma per vincere tutte così. Domani che metteresti la firma per? Un pareggio. Pareggio. È un bel rinfortunio di Lautaro, magari. No, auguriamo il male. Però ragazzi, tanti ci gufano e tanti sperano che i nostri giocatori si facciano male, quindi ricambiamo il favore, speriamo. Grazie, ci vediamo alla prossima. Forza Napoli. Venite tutti quanti qui, se no non vi vedono, venite pure voi più piccolini. E innanzitutto voglio approfittare del vostro entusiasmo, perché come diceva un tifoso prima, qua sembra un funerale, ma abbiamo vinto. Fate un bel coro, quello che volete. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, che Napoli torna campione. Come vi chiamate? Come ti chiami? Giulia. Riccardo. Bruno. Mirea. Che belli occhi. Carola. Salvatore. Pasquale. Allora, voglio sapere da voi chi vi è piaciuto di più oggi, il vostro migliore in campo. Di Lorenzo. Di Lorenzo? Di Lorenzo, perché oltre a fare 2 e purtroppo uno è in fuorigioco, ha anche fatto una grande partita sia in difesa sia in attacco. È vero. Allora anche per me Tu hai perso la voce oggi, ufficiale. Domani niente a scuola perché domani non c'è scuola, quindi sei salvo. Allora anche per me Di Lorenzo, perché comunque è stato il migliore secondo me in campo, ha fatto un bellissimo gol, però comunque secondo me il Lecce non è da sottovalutare. È vero, per te chi ti è piaciuto? Lukaku con questi occhi stupendi, cosa ti è piaciuto? È stato comunque là davanti, ha combattuto, ha tenuto la palla. Per te? Sempre Di Lorenzo, perché comunque ha fatto una grande partita con 2 gol, come ha detto lui, purtroppo in fuorigioco, secondo me non doveva essere fuorigioco, però comunque... Lì praticamente la regola è che è oltre il portiere e quindi... purtroppo è stato fuorigioco, però comunque a fine partita è riuscito sempre a fare un secondo gol. Fondamentale questa vittoria, chi ti è piaciuto di più? Di Lorenzo. Di Lorenzo, guarda lì se non ti vedono, vieni qua. Chi ti è piaciuto di più? Di Lorenzo. Di Lorenzo. Al mio 3 un Forza Napoli fortissimo, ci devono sentire fino al nord. 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie mille, buon rientro, grazie. Tu come ti chiami? Luca. E tu? Mario. Allora, migliore in campo, chi vi è piaciuto di più? E dicono che insomma Napoli gioca male, ma finché vince penso che siamo tutti contenti. Secondo me più forte anche Sa ha fatto una bella partita, perché non mollava mai, però Di Lorenzo. Di Lorenzo per te? Di Lorenzo. Che partita è stata?
La sofferenza è stata tosta, diciamo che noi sogniamo, però il Napoli deve ancora crescere, diciamo, non c'è stato un grandissimo gioco, però che dobbiamo fare? Le partite di Conte sono così, le squadre di Conte sono così, vincono, l'importante è vincere, abbiamo vinto. Riesce a inculcare quella mentalità ai giocatori di non mollare mai. Lukaku è l'unica cosa, non è possibile, questo ha fatto una partita e mezzo e poi si è addormentato, cioè quello è il pericolo, è quello il grande pericolo. Adesso lo vedremo contro le grandi squadre, cerchiamo di vedere se riesce a venire fuori in queste grandi serate. Diciamo, la speranza è che torni decisivo, perché poi è uno che comunque ha fatto i suoi gol e i suoi assist in questo inizio stagione. Però sai, da lui ti aspetti qualcosina in più, no? Certo. Diciamo che dalle sofferenze, se si riescono ad ottenere i risultati, la speranza è buona, voglio dire, le prospettive. Diciamo, se riesci a vincere, nonostante non stai giocando anche bene. L'arbitraggio non è stato, ovviamente non è che uno vuole parlare dell'arbitro, però effettivamente c'erano molte cose discutibili, in effetti, decisioni molto discutibili. Però l'importante è che con la sofferenza si ottengono i risultati. Io in passato ricordo che Conte così vinceva i campionati, in effetti, voglio dire, soffrendo. Ti faceva anche un po' incazzare. Tu che eri dall'altro lato. Perché dall'altro lato ti incazzi di più perché dici cavolo, ma questi non meritano e vincono. Figurati se iniziano a meritare pure. Voglio dire. Lui ha solidificato, cioè la difesa è solida. Cioè lui ha fatto la difesa. Poi l'attacco conta su Lukaku, su chi fa. Sui singoli che prima o poi segnano. Però invece Spalletti aveva fatto un altro lavoro completamente diverso. Cioè, quindi noi non è che potremmo avere la stessa cosa di Spalletti. Però queste sono le squadre di Conte, difendono, cioè non si pigliano gol, pure in da porta pigliano i difensori, quindi quelle chissà che non migliora qualcosa. Però. Adesso Inter-Juve a Milano una doppietta di Lukaku 2-0 e sistemiamo tutto, voglio dire. Domani cosa speriamo? Loro sia Inter che Juve devono pareggiare, un paio di infortuni per parte, voglio dire, qualche crociata, qualche caviglia, voglio dire. Ci dissociamo, dicono il meglio del così si vincono i campionati, anche così. Grazie, buon rientro, buon rientro. Ciao, dimmi Antonio, anche Michele sta arrivando. Anche Michele sta arrivando, che partita è stata? Guarda là, se no non ti vedono. Io non pare. Il signore ci stava aspettando da tantissimo, adesso andiamo anche da lui. Vorrei fare un annuncio al signor Rocchi. Ma manda un abito che aspetto di calcio. Manda degli abiti qua che non capiscono proprio un tubo. Cioè, 2 rigori netti e un rigore annullato. Per il resto chi ti è piaciuto di più, chi ti ha deluso oggi? Oggi mi è piaciuto Michele e Lucio Pirri. Bellissimo. Oggi Michele lo vedo stanco, forse l'hai distrutto. Io no, non l'ho distrutto proprio. Michele ti ha sfinito. Ragazzi, oggi non sono riuscito a fare l'incursione. Però abbiamo vinto lo stesso. Però abbiamo vinto lo stesso. Quindi non la facciamo più. No, dobbiamo farla, anzi qualcuno dice bello vincere così senza giocare bene come faceva qualche altra squadra. L'importante è vincere, l'importante è che festeggeremo a maggio qualcosa, non so cosa. Domani come deve finire? Ma guarda, prima Antonio ha detto X, è un po' quello che dicevano 1x2, ma per me io non guarderò la partita perché ho altro da fare. Sinceramente chi vince vince, l'importante è che vinca il Napoli sempre. Grazie Michele Chiavetti. Grazie ragazzi, buon lavoro. Grazie. L'ha fatto aspettare un po', ho sentito un po' di pareri. È stato quello dell'ultima volta, tutti tranne Conte. Adesso tutti dicono però il Napoli di Conte gioca male. Non mi convince, sinceramente ero abituato ad altri scenari, ad un altro gioco, anche se giochiamo corti, siamo raccolti, per l'amor di Dio. Però lui è così. Per adesso diciamo che ci dobbiamo abituare. Mio malgrado gli devo dare ragione. Ci dobbiamo abituare a un modo diverso di come giocare. diceva l'amico prima, questi prima non prenderle. Speriamo solo che poi qualche partita, soprattutto perché subire con Lecce, subire col Como, subire con l'Empoli. Non vorrei poi fare le stesse cose con squadre più di livello e là andiamo in difficoltà. È più difficile reggerlo in quelle gare lì. Però sai, poi ti dico, da contraltare ti dico Juve-Napoli, che era quella contro, diciamo, l'unica big contro cui giocato. Però non è esatto, però non hai rischiato quasi nulla. No, ma anche perché per me personalmente la Juve è poca cosa. Per quanto mi riguarda, per quello che sto vedendo. E quindi domani? Ma tutti e due no. Ho fatto una bella spesa con un passaggio alla Genovese e sinceramente non me la vedo nemmeno. No, ma non mi interessa. Ma che alle 6? No, è l'orario della pennichella. Comunque perché sinceramente io penso solo alla mia squadra. Stiamo lassù, cominciamo come dice lui, che non lo chiamo ancora per nome, dice mettere fieno in cascina e vediamo, speriamo bene. Però quello che manca per me è il fatto, l'atteggiamento della grande squadra. Per adesso manca ancora.
si sta comunque lavorando, a differenza dell'anno scorso, sinceramente, stiamo molto più contenti. Grazie mille, Ciao, buon rientro, ci grazie vediamo sempre a alla prossima. Certo, venite. Allora, voglio iniziare, Aldo, Come ti chiami? Lorenzo. Vogliamo iniziare a dire grazie a Calcio Napoli, io tengo l'app da un bel po'. Grazie a te. E poi vogliamo salutare, non c'è Michele. Perché Salutiamo non ci Michele. sta. Oggi non c'era? No, ci sta. Ah, se ne è Però, scappato. sì, Michele, speriamo su YouTube. La vedo su C'è YouTube. Allora. Guarda, sei espertissimo, sai già dove vedere. Sì. Chi ti è piaciuto di più oggi? Allora, oggi scelto il mister anche perché c'è il turno infrasettimanale martedì, quindi abbiamo deciso anche un po' di far respirare la squadra, giocare con Gonghe. Kvara entra al 70°. Quindi sei riposato? Quindi si è riposato. Poi Bello fresco per martedì. è tornato Meret fra i pali. Comunque dobbiamo migliorare anche in attacco perché Lukaku. Ma tu lo fai giocare o gli fai fare direttamente No, l'allenatore? lui non è mio padre, è mio zio. Gli fai fare direttamente l'allenatore, secondo me è la scelta migliore. L'anno prossimo vice allenatore. Allora, mi è piaciuto di sicuro l'approccio, però dobbiamo anche iniziare a giocare velocemente. Alzare Vedo un po' il ancora, dobbiamo alzare il ritmo perché ho visto che ancora qualche errore in fase di palleggio. Sì, quando abbiamo noi la palla non siamo ancora. Non siamo molto veloci, però possiamo migliorare. Poi Lukaku, quando abbiamo fatto gol, ha cominciato a giocare davvero Lukaku. Comunque devo dire. Pensi è la scelta un po' conservativa di Conte di toglierlo e mettere un centrocampista come Foloruscio? Allora, era l'80°, sì. Lukaku aveva dato molto perché lui è uno bello grande, quindi si stanca, quindi è dovuto uscire. Era entrato anche Raspadori, quindi non avevamo ancora segnato, quindi era l'80°, dovevamo tenere il risultato, quindi Conte ha fatto bene a mettere un centrocampista per. Se fosse un'interrogazione ti darei 10 più. Chi ti è piaciuto di più stasera? Tutti quanti, perché sono stati bravi. Adesso c'è Milan-Napoli, siamo fiduciosi? Potevamo fare di più, però. Potevamo fare anche qualche gol in più. Sì. Potevamo fare. Milan-Napoli secondo me pure andrà bene. Siamo fiduciosi. Aggiungere un'altra cosa. Sì. Siamo primi, ma secondo me siamo una delle squadre che abbiamo fatto proprio pochi gol, però creiamo tanto secondo me. Dobbiamo concretizzare un po' in più. Sì, oggi abbiamo avuto un botto di angoli ma buttati, perché si deve dire buttati, perché poi in Gonghe batte l'angolo, lo butta in bocca al portiere, scusa. Si deve migliorare perché poi amma fatica perché poi abbiamo buoni giocatori abbiamo ottimi giocatori. Oggi entrano Kvara e Politano, entra Raspadori, entra Foloruscio, cioè il Napoli ha delle riserve veramente, cioè riserve, tutti i potenziali titolari. Poi Raspadori sta trovando poco spazio, per me Raspadori è forte. Io proverei vicino a Lukaku prossima partita o Raspadori o Simeone. Perché secondo me si sta vedendo Lukaku non può tenere un attacco da solo, perché deve giocare con sponde, quindi. Antonio, rivediti la partita con le mie indicazioni. Perché serve uno che ti fa che è bravo più con vicino i a piedi. lui. Sì. Perché lì in questo momento sta giocando McTominay, che però ha caratteristiche serve diverse. Un trequartista che butta la palla dentro per vedere la porta. Noi abbiamo gli esterni che guardano la porta, però sono esterni. Noi ci serve quello che sta vicino a Lukaku. Può essere ora Raspadori o Simeone. Ragazzi, grazie, me lo dite un bel forza Napoli perché vedo troppo poco entusiasmo. No, c'è entusiasmo, ovviamente. No, non parlavo di voi sì. No. Però prima ho fatto un po' di interviste e non mi è piaciuto nessuno, giochiamo male. Abbiamo 22 punti in 9 partite. Sì, non dobbiamo dire niente, dobbiamo camminare, dobbiamo fare il nostro cammino, dobbiamo stare in silenzio e dobbiamo vedere a noi. Domani si gufa Juve! 1, 2, 3, forza! Napoli! Grazie ragazzi, allora.